Approvato dai sindaci della conferenza della ASL 4 il bilancio di previsione 2019 dell'azienda che chiude a 222 milioni di euro. L'azienda deve far fronte al taglio di oltre 1 milione di trasferimenti regionali. La sezione diocesana della Fondazione Antiusura conferma il suo impegno per affiancare le persone in difficoltà. 14 i finanziamenti erogati a fronte di 72 casi ascoltati. Erogati nel 2018 quasi 85.000 euro. Il tema della lotta alla plastica in mare al centro della campagna della Lega Navale Italiana. Quasi 200 studenti coinvolti, domani e domenica al Porto di Chiavari, dibattito e laboratori tematici. La testimonianza di fede di Monsignor Romero attraverso l'arte. Domenica a Rapallo la presentazione dell'opera digitale di 6 artisti promossa da Gabriella Bairo Puccetti. Bracciate di solidarietà con il trofeo Chiara Rama organizzato da Rapallo Nuoto. 200 atleti in vasca per offrire sostegno ai familiari e al personale del guscio dei bimbi dell'Istituto Gaslini di Genova. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Temi della sanità in apertura del nostro telegiornale. Via libera da parte dell'Assemblea dei Sindaci della ASL 4 al bilancio di previsione 2019 dell'azienda sanitaria locale. Il documento contabile, insieme a quello triennale, è stato illustrato questa mattina a Chiavari dalla direttrice. Per i prossimi 3 anni previsti investimenti strutturali per oltre 13 milioni di euro. Tra le voci di spesa che nell'anno in corso vedranno un incremento, nonostante il taglio dei trasferimenti regionali per oltre 1 milione di euro, c'è quella relativa al personale. Sentiamo. Abbiamo assolutamente bisogno di aumentare le risorse umane, abbiamo l'intera copertura bilancio, quindi questi 2,6 milioni in più sono previsti per l'assunzione di personale. Un 2019 che vedrà l'assunzione di nuovo personale per la ASL 4 chiavarese. È quella relativa ai costi del personale, ipotizzato un aumento di 2,6 milioni di euro compreso l'atteso rinnovo contrattuale di categoria, la voce più consistente nelle variazioni previste nel bilancio previsionale 2019. Il documento, che chiude a 222 milioni di euro, è stato presentato dalla direzione dell'azienda sanitaria del Tigullio ai sindaci della conferenza della ASL 4 riuniti nell'aula consigliare di Palazzo Bianco a Chiavari. Complessivamente scendono di 1,5 milioni di euro le risorse rispetto al 2018. Il bilancio consuntivo definitivo sarà approvato entro il mese di aprile. Questo a causa della riduzione di oltre 1 milione di euro di trasferimenti dalla Regione Liguria. Differenza a cui l'azienda farà fronte con una riorganizzazione della spesa e senza compromettere gli investimenti programmati. Quest'anno non andremo ad agire su innovazioni strutturali particolari, ma fortunatamente le nostre previsioni negli anni passati sono state strategiche e quindi noi abbiamo assicurato all'azienda tutti gli investimenti che erano necessari per fare fronte alle innovazioni che sono assolutamente necessarie. Per fare fronte alla riduzione dei trasferimenti, inoltre, l'azienda ridurrà gli accantonamenti e l'acquisto di beni per quasi 2 milioni e 600 mila euro. Il 2019 vedrà l'acquisto per l'ospedale di Lavagna di una nuova TAC e di un sistema di analisi intraoperatoria per i raggi X. Nel corso dell'Assemblea dei Sindaci, il direttore generale ha illustrato le diverse voci che compongono i capitoli di bilancio. Particolare attenzione è stata riservata agli investimenti programmati. Nel prossimo triennio saranno oltre 13 milioni di euro messi a bilancio per completare la riorganizzazione della rete ospedaliera iniziata quest'anno, 4,5 già disponibili a partire dal 2019. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna e il centro di riabilitazione del nosocomio di Sesti Levante sono le 2 grandi sfide che verranno affrontate con voci di spesa che nell'arco dei prossimi 3 anni superano i 3 milioni di euro. E questa mattina dalle 11.35 alle 12.25 si è verificato un guasto a un'apparecchiatura del data center di Liguria Digitale che ha causato l'interruzione generalizzata di alcuni servizi, tra cui quello per la prenotazione delle visite mediche del CUP. I tecnici sono intervenuti per ripristinare tutti i servizi interessati e garantire la massima efficienza su tutta la rete di propria competenza. La sezione della diocesi di Chiavari della Fondazione Antiusura conferma il suo impegno per sostenere le persone in difficoltà economica nel risollevarsi. Nel 2018 sono stati 72 i casi ascoltati, 14 i finanziamenti erogati per un totale di quasi 85.000 euro. Facciamo il punto.
Sono stati 72 nel 2018 gli ascolti effettuati dalla sezione della Diocesi di Chiavari della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso. Per 14 di questi è stato avviato un percorso di sostegno attraverso finanziamenti che complessivamente hanno messo in moto 84.750 euro. Dati in flessione rispetto al 2017, anno record con 20 erogazioni per un totale di quasi 159.000 euro, ma che rientrano nella media degli ultimi 10 anni di attività di una realtà che dalla sua nascita è rimasta sempre al fianco di coloro i quali attraversano un momento di difficoltà economica e che corrono il rischio di finire nella morsa degli usurai. Nel 2018 la tipologia dei bisogni fronteggiati dalla Fondazione risulta diversificata, con una prevalenza delle situazioni di debolezza imputabili alla precarietà del lavoro. In forte aumento anche le cessazioni di attività a causa dei risultati gestionali negativi. In questi ultimi 10 anni ammontano a 876.253 euro i finanziamenti affidati a 147 soggetti che anche attraverso un accompagnamento di tutoraggio finanziario hanno cercato di fare fronte, quasi sempre riuscendovi, ad una situazione di non accesso al credito bancario che impediva loro di risollevarsi. Negli ultimi 6 anni, a fronte di una crisi economica che si è fatta sentire, è triplicata l'entità dell'aiuto erogato, più 284,5%, facendo salire la cifra dai 2.128 euro, che era nel 2012, ai 6.054 euro del 2018. Va tenuto presente comunque che il dato medio riflette una certa erraticità delle richieste di aiuto, spiegano i responsabili della Fondazione, il cui importo varia in base ai bisogni che emergono caso per caso. Si va da richieste di poche centinaia di euro ad altre ben più rilevanti che peraltro all'interno di un tetto che di norma non può superare i 30.000 euro. Quest'anno i dati del consuntivo sono stati suddivisi anche rispetto ai 3 distretti sociosanitari che compongono il Tigullio. Si è visto così che più della metà delle persone finanziate, 8 su 14, per un ammontare di 58.600 euro, risiede nel distretto chiavarese, che oltre a Chiavari, Levi e Lavagna comprende le valli Fontanabuona, Sturla, Graveglia e Aveto. Nell'area sestrese, che oltre al capoluogo comprende Moneglia, i comuni della Val Petronio ed alcuni comuni della provincia di Spezia, le erogazioni hanno riguardato 4 persone per un ammontare di 14.650 euro. Infine, 2 prestiti per un importo complessivo di 11.500 euro sono stati accordati a persone residenti nel distretto di Rapallo. Dunque questi i numeri dell'attività della Fondazione Antiusura, la sezione della Diocesi di Chiavari, ma qual è l'importanza di un aiuto di questo tipo per le persone? Lo abbiamo chiesto proprio ad una donna, una testimonianza di una donna che ha ricevuto il sostegno per risollevarsi da un grave momento di difficoltà. L'ascoltiamo. Ho vissuto a Roma, lavoravo per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono andata via con uno scivolo per andare in pensione nel 2014, ma poi la legge Fornero ha cambiato tutto e mi sono trovata in fortissimo disagio. Sono finita ai servizi sociali e dai servizi sociali mi ha dato una grossa mano la Fondazione Nostra Signora del Soccorso. Tramite il loro aiuto ho potuto avere un prestito che sto pagando, che è di modesto importo e che mi ha aiutato a pagare le spese condominiali e debiti che ho accumulato con banche, avendo dovuto utilizzare delle carte di credito, non avendo altri fondi per potermi comprare da mangiare e per poter comprare le medicine. Volevo anche aggiungere che ho un aiuto, un sussidio dal comune di Rapallo, però ho un inserimento lavorativo da lunedì a venerdì di 5 ore al giorno, che è una borsa lavoro, un inserimento lavorativo, e il comune mi dà 500 euro al mese. Ti svegli la mattina e non sai dove sbattere la testa, non sai come pagare questo, non sai come metterti un piatto di pasta davanti da mangiare, sicché è una cosa che non auguro veramente a nessuno e che non deve succedere mai più a nessuno. Come ha conosciuto la Fondazione Antiusura? L'ho conosciuta tramite la dottoressa Serventi, che è il punto di riferimento del comune di Rapallo, che mi segue. Mi sono trovata benissimo, ho trovato persone molto comprensive. A tutt'oggi ho il loro appoggio in momenti di difficoltà, sicché se non fosse stato per loro, come ho detto prima, sarei stata in una situazione di molta, ma molta più difficoltà. Le piacerebbe trovare anche un altro tipo di lavoro, un'altra attività? Sì, mi farebbe molto piacere, anche per poter diffondere la mia esperienza a ragazze giovani che hanno voglia di imparare le lingue, imparare anche come stare a fare le relazioni pubbliche in un ufficio, per poterle dare una mano, per poter essere più professionali possibile nel loro futuro.
Apriamo una pagina dedicata alla politica amministrativa. Il comune di Lavagna ha affidato l'appalto per la manutenzione dei pennelli P1 e P2 danneggiati dalle mareggiate e la reimmissione di materiale per il ripascimento del litorale nelle celle sottostanti a questi pennelli. L'intervento, che prenderà il via lunedì, prevede inoltre la rimozione della sabbia dal lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria ed il pennello 2. L'importo contrattuale di questi lavori ammonta a quasi 26.000 euro. La ditta aggiudicataria è la Simes Tiguglio. Si riunisce domani il Consiglio Comunale di Ne, che dovrà approvare diverse pratiche, fra cui le imposte e tariffe comunali, ovvero Tari, IMU, Tasi e addizionale IRPEF. Il Consiglio Comunale dovrà esaminare il documento unico di programmazione triennale e le modifiche ai vari regolamenti per l'applicazione delle imposte. La riunione avrà inizio a partire dalle 10. E verrà riaperto lunedì il passaggio pedonale di Vico Malpertuso a Chiavari. A seguito dei lavori di pulizia che hanno interessato il canale delle acque piovane, in queste ore si sta sistemando la pavimentazione del passaggio pedonale che collega il marciapiede di via Entella con Largo Pessagno, la piscina comunale e le scuole della zona. Lunedì il cantiere occuperà alcuni parcheggi della via per permettere ad Irenac Tiguglio di procedere con lo spostamento del tubo dell'acquedotto che continua a intralciare il corretto deflusso delle acque bianche. Prevista la rottura del manto stradale, la modifica della tubazione e la conseguente pulizia dell'ultimo tratto di condotto dai detriti. E vediamo proprio la foto della condizione attuale di questo condotto. La cronaca: arrestato 22enne di Carasco per il reato di coltivazione e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, durante una perquisizione domiciliare eseguita dai militari del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Chiavari, hanno rinvenuto all'interno dell'abitazione 31 grammi di marijuana, 8 grammi di hashish, materiale idoneo per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente e la somma di 70 euro. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro. Il 22enne è stato processato in mattinata con rito direttissimo. E si sono concluse le operazioni in atto dalla scorsa notte per l'incendio boschivo in località Scurtabò Case Orsi nel comune di Varese Ligure. Nonostante non vi sia più la presenza di fiamme attive, nelle prossime ore, almeno fino alla tarda serata, si procederà all'opera di bonifica e prevenzione di eventuali focolai che potrebbero riaccendersi. La superficie interessata dall'evento è stata approssimativamente compresa tra i 15 e i 18 ettari. Il fronte dell'incendio è stato piuttosto vasto e ha interessato vegetazione di macchia mediterranea. L'opera dei vigili del fuoco è valsa alla messa in sicurezza e alla continuativa opera di salvaguardia di alcune abitazioni distanti alcune centinaia di metri dal fronte delle fiamme. Non si è resa necessaria alcuna evacuazione. Hanno operato in zona la squadra del distaccamento di Brugnato, una squadra partita dalla sede centrale, per un totale di 10 unità operative e 4 automezzi attrezzati e alcune squadre di volontari antincendio boschivo. Sul posto un direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco che ha coordinato l'intervento di 3 Canadair e di un elicottero che sono stati risolutivi per lo spegnimento delle fiamme e mezzi aerei che si sono venuti a rifornire di acqua proprio nelle acque antistante il golfo del Tiguglio. Qua siamo a Chiavari, vediamo proprio le immagini del caricamento dell'acqua sul canale. Ancora cronaca: ieri sera, poco dopo le 22:40, si è verificato un terremoto in provincia di Parma. La scossa ha avuto epicentro a 5 km a est di Borgo Valditaro, ad una profondità di 8 km. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una magnitudo pari a 3, non si sono registrati danni. Voltiamo pagina. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'acqua. Risorsa, dono, diritto. L'acqua, nelle parole di Papa Francesco, ha sempre racchiuso tutto questo. È l'elemento più essenziale per la vita e della nostra capacità di custodirla e condividerla dipende il futuro dell'umanità. Eppure, non si stanca di ripetere Francesco, non è accessibile a tutti, è minacciata dall'inquinamento, dallo spreco e dallo sfruttamento. Sentiamo alcune parole del pontefice su questo tema, raccolte nel servizio montato da Vatican News. L'acqua è l'elemento più essenziale per la vita e dalla nostra capacità di custodirlo e di condividerlo dipende il futuro dell'umanità. L'acqua non è gratis, come tante volte pensiamo.
sarà il grave problema che può portarci a una guerra. Le grandi civiltà ebbero inizio lungo i fiumi e anche oggi l'accesso all'acqua pura è un problema di giustizia per il genere umano, ricchi e poveri. Incoraggio pertanto la comunità internazionale a vigilare affinché le acque del pianeta siano adeguatamente protette e nessuno sia escluso o discriminato nell'uso di questo bene, che è un bene comune per eccellenza. Con San Francesco di Assisi diciamo: Laudato si, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. E si fa concreto aiuto del Papa alle popolazioni del Mozambico, dello Zimbabwe e del Malawi devastate dal passaggio del ciclone Idai. Già mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale, Francesco aveva espresso la sua vicinanza alle regioni africane in cui le inondazioni hanno provocato almeno 300 morti accertati, migliaia di feriti e centinaia di migliaia di sfollati, anche se il bilancio è destinato a salire. Oggi il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, fa sapere un comunicato che andiamo a leggere sul sito di Vatican News, ha comunicato che il Pontefice ha stabilito di inviare un primo contributo di 150.000 euro, 50.000 euro per ciascun paese, per il soccorso in questa prima fase di emergenza. Tale somma, si legge nel comunicato, vuole essere un'immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo Padre nei confronti delle persone e dei territori colpiti. Essa verrà ripartita in collaborazione con le nunziature apostoliche tra le zone maggiormente toccate dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di soccorso e assistenza alle persone e ai territori. Torniamo sul nostro territorio. Continua l'impegno della Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna nel portare avanti la campagna No Plastica in Mare. Anche quest'anno sono stati coinvolti quasi 200 studenti delle scuole elementari di Chiavari, Lavagna e Levi che hanno realizzato decine di elaborati grafici sul tema della lotta all'inquinamento. Quest'anno l'iniziativa ha visto la collaborazione anche dell'Istituto Caboto. Anche un disegno può aiutare a combattere la plastica in mare. Ma allora la cosa importante è proprio questo, lo sapete, nell'età evolutiva il disegno è un'espressione di alcuni concetti. Noi andiamo a scuola a far riflettere sui comportamenti dei grandi e come i piccoli possono aiutare noi grandi a essere più sensibili. Loro interpretano le cose e veramente lì dentro si vede come hanno interpretato i messaggi che mandiamo, in perfetta autonomia e anche unendo tutto quello che sentono alla televisione, a casa, eccetera. Questo è il feedback importante, credo che le insegnanti su questo abbiano veramente insegnato a tutti noi come si lavora. Avete inventato anche un TG Mare per dire no alla plastica in mare? Sì, perché esiste il telegiornale che parla anche di questo e allora noi per la plastica abbiamo inventato TG Mare 2. Ecco, sono brutte notizie in questo TG o sono belle notizie? Sono delle notizie che servono per capire quali sono i comportamenti giusti da fare. C'è troppa plastica in mare? Sì. Come avete pensato questo lavoro? Allora, innanzitutto siamo partiti dal presupposto che bisognava parlare di microplastica e allora dopo aggiungendo i disegni che sono stati attaccati, erano disegni già messi su un foglio di carta bianca e poi stati attaccati sul cartellone. Mi hai citato la microplastica, che cos'è? La microplastica è la plastica che, insomma, è plastica che è più piccola. E cosa si può fare per ridurre la plastica in mare? Che cosa vi hanno spiegato? Si può riciclare. Prima che finisca in mare? Sì. Ed è un problema la plastica in mare? Sì. Perché questo? Perché i pesci la mangiano e poi i pesci li mangiamo noi. Quindi è un problema per noi e per i pesci.
E domani mattina nella tensostruttura del porto di Chiavari a partire dalle 11 è in programma l'incontro dibattito Vieni a dire la tua, sempre sul tema della lotta alla plastica in mare. In contemporanea sarà organizzato un laboratorio tematico sulle bioplastiche. Domenica invece alle 10 sulla spiaggia del porto è in programma una caccia alla plastica sempre a cura della Lega Navale Italiana. Il 24 marzo di 39 anni fa veniva ucciso mentre celebrava la messa l'arcivescovo di El Salvador Oscar Arnulfo Romero, che aveva denunciato in chiesa e con la radio emittente della diocesi le violazioni di diritti umani che subivano le popolazioni più vulnerabili. Le Nazioni Unite celebrano in questa data la giornata mondiale del diritto alla verità sui gravi violazioni dei diritti umani e alla dignità delle vittime. Proprio il 24 marzo, domenica prossima, a Rapallo sarà presentata Passione, agonia, martirio e santificazione di Monsignor Romero, un'opera digitale curata dal Consiglio Organizzazione Mondiale Arte e Cultura con l'apporto di 6 artisti provenienti da diverse parti del mondo. Sentiamo. Domenica 24 marzo alle 17 nella sala consigliare del Comune di Rapallo, presentazione dell'opera digitale realizzata da 6 artisti di nazionalità diverse dedicata a Monsignor Romero. Quali saranno i contenuti di questa che è anche un'antologia di arti varie? Esatto, si tratta proprio di un'antologia messa insieme da 6 artisti, come lei ha detto, di nazionalità diversa, che hanno voluto dimostrare che si può essere uniti e volerci bene, voler collaborare anche a larghe distanze, pur abitando in nazioni diverse. Questi sono artisti non soltanto di nazionalità diverse, ma anche di espressione artistica diversa. Il primo è un pittore digitale, ha realizzato il racconto di quest'opera con un mezzo visivo, appunto digitale. Il secondo un poeta che, vedendo la sua opera, è rimasto colpito e molto favorevolmente, conosceva già la storia di Romero, ha deciso di ispirarsi ad ogni opera del collega artista per esprimersi con la sua arte, che è la poesia, per cui abbiamo quadro e poesia che corrispondono al momento in cui si vuole incidere, ecco, il momento che si vuole raccontare. Ne è scaturito un quadro, diciamo così, della personalità di Monsignor Romero, ma soprattutto che cosa della vita di Monsignor Romero ha colpito questi artisti? Senz'altro la sua scelta di una causa precisa a favore dei poveri, a favore degli umili, a favore dei colpiti dalla guerra, tanto che ha preso decisione anche contro il governo. Ed è stato proprio lì che anche la Chiesa ha avuto qualche sospetto, perché sembrava non conveniente, ma lui ha voluto sfidare qualsiasi rischio ed era appunto il rischio della sua stessa vita, come si è visto. La data 24 marzo è quanto mai significativa, è la data del martirio di Monsignor Romero, dunque sarà un modo speciale per ricordarlo. Certo, lui è stato ucciso mentre celebrava la Santa Messa e il modo per ricordare questo è quello di colpire l'anima della gente, cercare di tirarla fuori perché senta qual è stato veramente questo momento drammatico. E domani, sabato 23 marzo alle 21, l'opera sarà presentata anche nella sala convegni del Centro Benedetto Acquarone. Andiamo a Zena e con questa incitazione i sindaci, consiglieri regionali e parlamentari liguri invitano il pubblico a partecipare allo spettacolo in programma per domani sera alle 21 al Teatro della Corte di Genova. L'iniziativa, che vede ormai da diversi anni gli amministratori locali impegnati nell'insolita veste di attori, si trasferisce nel capoluogo ligure. Per l'occasione è prevista anche la partecipazione del sindaco metropolitano Marco Bucci e dei musicisti del gruppo storico Sestieri di Lavagna. Nel corso dello spettacolo saranno proposte gag comiche, brani cantati, balletti e curiosità. I testi sono di Marco Branchetti, Ruggero Ferri, Diego Ghislieri, Nicola Orecchia e Marisa Spina. La regia di Ivo Pattaro. Quest'anno lo spettacolo sarà a favore della zona colpita dal crollo del ponte Morandi di Genova. Appuntamento dunque domani sera alle 21 al Teatro della Tosse di Genova. E adesso altri appuntamenti in agenda per la giornata di domani.
Appuntamenti in agenda per sabato 23 marzo. Mirice, una mostra fotografica a cura di Remo Bernardello e Alberto Girani, sarà inaugurata alle 11 nella chiesa di San Nicolò di Capodimonte. L'appuntamento alle 9 alla stazione di Camogli o alle 9:45 sul piazzale di San Rocco per raggiungere insieme alla guida San Nicolò. Nell'ambito della rassegna Rapallunia alle 10 sul lungomare Vittorio Veneta Rapallo saranno allestiti giochi gonfiabili per bambini dai 2 ai 12 anni. Seconda giornata della manifestazione Women's Sailing Cup, regata velica per sole donne con finalità benefica a sostegno dell'Associazione Italiana Lotta contro il Cancro. Alle 11 al porto turistico di Chiavari si terrà la tavola rotonda dal titolo No plastica in mare. Alle 15 talent show a cura dell'Istituto Marco Polo e delle chef creative Cristina Gamba, Elisa Picchio e Lorenza Giudice. A casa in Liguria la terza riedizione del prestigioso volume del barone Alphonse von Mumme sarà presentata alle 15:30 all'ex convento dell'Annunziata a Sestri Levante a cura dell'architetto Domingo Tonini. Ringiovanimento del viso in gara contro il tempo sarà il tema al centro del Sabato in Rosa nella sala Aldo Solari del Circolo Acrifanin di Chiavari. Dalle 16 l'incontro con Daniela Stradini, responsabile del reparto di dermatologia dell'ASL 4. L'Accademia Culturale di Rapallo propone un incontro con Antonio Farina dal titolo Francis Coppola e Apocalypse Now. La conferenza alle 16 nella sede di Villa Quairolo a Rapallo. Nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure alle 16:30 si terrà l'incontro dal titolo Montagne silenziose, l'entroterra del Levante Ligure. Sarà presente l'autore del libro omonimo Fabrizio Bottari. Alle 17 nella sala Ghioschi-Fini della Società Economica di Chiavari Elvira Landò presenta il libro La mia Chiavari ieri e oggi di Fernando Galardi. Debutto per la rassegna Primavera Concerti al Teatro Auditorium della Filarmonica di Chiavari. Alle 17 si esibiranno i giovani studenti del Conservatorio di Alessandria con un repertorio di musica da salotto. Al Polo Museale di Palazzo Balbi a Campomorone si terrà lo spettacolo Lo strano caso della Popò nel cortile. La rappresentazione è gratuita ed è rivolta ai bambini dai 3 ai 8 anni, l'inizio alle 17:30. In occasione della 13ª Notte Europea della Civetta, il Parco dell'Aveto propone una serata alla scoperta dei rapaci notturni, gufo, civetta, allocco. Il ritrovo alle 18:15 a Belpiano, in comune di Borzonasca. Il Cineforum delle parrocchie della Val Fontana Buona propone la visione del film Captain Fantastic per la regia di Matt Ross, la proiezione alle 20:45 nel salone parrocchiale della Canonica di Cicagna. Alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari sarà messo in scena lo spettacolo Leggerezza del Trio Lescano, testo, regia e produzione a cura della compagnia Teatro Nudo. La compagnia L'Albicocca invece propone lo spettacolo dal titolo La moglie di chi? Per la regia di Simonetta Guarino. L'inizia alle 21 al Teatro di Monleone di Cicagna. E domani sera si accendono le luci del Comunale di Chiavari, la Virtus Entella con fischio d'inizio alle 20:30 affronterà la Robur Siena per il campionato di Lega Pro. La partita sarà diretta dal signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti di Benedetto e De Palma. E si è svolta a Rapallo la 7ª edizione del trofeo Chiara Rama, ospitato dalla società sportiva Rapallo Nuoto nella piscina di San Pietro di Novella. In vasca bambini e ragazzi per le gare di nuoto, ma anche una dimostrazione di salvamento e lo staffettone sia per i ragazzi che per gli atleti master. L'incasso della manifestazione è stato devoluto dal Fondo Chiara Rama a sostegno di un progetto specifico per il guscio dei bimbi, la struttura interna all'Istituto Gaslini che offre cure per piccoli pazienti con patologie inguaribili. Vediamo. Non si riesce ad entrare nelle gradinate in piscina qua a Rapallo e il merito di questa cosa qui non è del Fondo Chiara Rama. Il merito di un tale successo di questa manifestazione è del Rapallo Nuoto, dei signori Martini in particolare, che si sono fatti in 4 per mettere in piedi questa bellissima cosa. 280 bambini in gara con 800 presenze gara, più lo staffettone dei master, più le prove di salvamento, quindi una cosa veramente stupefacente. Non c'era modo migliore per ricordare Chiara, ecco. Assolutamente no, visto quanto Chiara era legata al mondo del nuoto. Qua ho reincontrato nelle persone che sono o nel pubblico o nei partecipanti alle gare del master
amici ed amiche di Chiara dei vecchi tempi che continuano a essere legatissime a noi, al nostro fondo, e che continuano a essere presenti ed aiutarci in tutte queste cose. La Fondazione Chiara Rama da anni aiuta l'istituto e in questo ultimo periodo ha preso in adozione il guscio dei bimbi, quindi collabora con noi per quanto riguarda un progetto di supervisione psicologica sia per quanto riguarda i pazienti ma soprattutto per quanto riguarda il personale che è impegnato in questa attività. Si tratta ovviamente di un'attività ad alto impatto emotivo, capite, lavorare con questi bambini e con queste famiglie ha un impatto molto importante e quindi è necessaria una supervisione. Grazie alla Fondazione Chiara Rama avremo la possibilità di avere uno psicologo che si prende cura di chi cura i bambini. Noi devolveremo l'incasso delle gare, dei programmi, di tutto al Fondo Chiara Rama che a sua volta lo girerà al Gaslini di Genova. Siamo riusciti a fare nostra, tra virgolette, questa manifestazione perché era da un po' di anni che non si faceva più, l'abbiamo ripresa l'anno scorso con Paola Rama e abbiamo messo in su un bel giocattolo soprattutto per i bambini, per i più piccoli, per quelli che non hanno la possibilità di gareggiare già nelle competizioni ufficiali della FIN. E con ancora lo sport, dopo la sconfitta contro il Camogli, la Vagna 90 cerca di riprendere il cammino positivo nel campionato di A2 maschile di pallanuoto per difendere la posizione playoff. Giocherà domani alle 18:15 a Genova nella piscina del Crociera Stadium in una partita che sarà vincente ed impegnativa e che permetterà ai giocatori lavagnesi di confermare quanto di buono si è visto finora in campionato. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera su Telepace 1, canale 15 alle 21:10 la rubrica Noi Chiesa, vediamo in anticipo i titoli. Conclusa la visita pastorale del Vescovo nel vicariato di Sturla e Graveglia, fra gli ultimi incontri quello con i bambini e i ragazzi del catechismo dell'ambito pastorale di Graveglia e San Salvatore. Monsignor Tanasini ha celebrato la messa di commiato nell'ambito pastorale della Valle Sturla, vivace incontro con i bambini che frequentano il catechismo in tutte le comunità della valle. Al termine della visita nell'ambito pastorale di Carasco, l'invito del Vescovo, trasformare le comunità in città sul monte, il cammino di comunione come opportunità di crescita. Dare priorità alla persona e non al profitto è l'appello del Vescovo durante la messa per San Giuseppe dedicata ai lavoratori. Monsignor Tanasini ha invitato a trovare formule per sostenere l'occupazione. La Quaresima è un tempo di luce, così il Vescovo nella giornata delle cantorie dei ministeri laicali. Lo splendore di Dio passa anche attraverso la liturgia, ha spiegato in cattedrale a Chiavari. Il Forum delle Associazioni Familiari invita i candidati a sindaco del Tiguglio ad attuare politiche pro-family. 2 le proposte, un assessorato ad hoc e un tavolo permanente di confronto. Appuntamento dunque alle 21:10 su Telepace 1, canale 15 con Noi Chiesa. È tutto per questa edizione di Tiguglio oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul sito internet teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.